Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5 regionale, benvenuti a Caprarola, dove la squadra di casa, il Caprarola, ospita quest'oggi la Tevere Remo per la 14ª giornata di Serie C2, Girone A. C'è rimessa al laterale. Appoggio corto, il tiro che diventa sul secondo palo, un assist, il gol del vantaggio da parte di Signorelli, 1-0 Tevere Remo. Avrà Gori, direzione di Pecorelli, poi lo scarico per Colonnelli, il destro, fuori. Sempre lui a manovrare, scambio di suola, bella manovra da parte del Caprarola che va vicino al pari. Tocco fuori, tentativo di destro, il palo pieno. Calcio di punizione per Finocchi. Ci prova con la punta e salvataggio sulla linea. Sarà calcio di punizione. Il destro respinto da parte di Antonica. E poi la palla che arriva in posizione di pivot. Arriva il gol del 2-0 da parte di Castelli. 2-0 Tevere Remo. Gori è pronto a toccare per Pecorelli. Gori, tocco per Pecorelli. Appoggio all'indietro. Perde un bruttissimo pallone Castelli. Si invola verso la porta avversaria. Pecorelli che punisce la Tevere Remo. 2-1. La porta via. E quindi prova Amadio lo scarico in direzione di Signorelli che spedisce fuori. Tevere Remo che deve stare attento al Caprarola. Adesso il testo al volo nuovamente di Pecorelli. Fase in cui attacca il Caprarola, pallone in mezzo, il gol del pari, clamoroso da parte di Finocchi, indisturbato si è inserito sul secondo palo. Vedremo che prova ora nuovamente a rilanciarsi in avanti con Masci che mette fuori col sinistro. Masci è pronto a battere la rimessa laterale, gioca direttamente per il proprio portiere che va a tirare, a trovare la deviazione. Altra rimessa laterale, il passaggio per Antonica, è infallibile Antonica, Mattia Antonica, 3-2. Calcio d'angolo, Scavino fuori, destro al volo, non riesce a contenere il pallone, il portiere della Tevere Remo è nuovamente pari, 3-3. Ci saranno prova, il gran numero viene steso, c'è calcio di punizione e forse anche giallo, è così. In due sul punto di battuta, scarico a destra, tiro di sinistro, sarebbe finito probabilmente fuori, una deviazione permette a Guancioli di fare 4-3. Va col destro e mette un'ottima palla spedita fuori. Adesso Tevere Remo davvero ha fallito in due occasioni il colpo del KO, quindi Signorelli centra il palo, la palla arriva a Castroni, questa volta è ancora palo ma è quello interno. 5-3 Tevere Remo che la chiude qui. Rilancio lungo, stacco di testa, il pallone finisce fuori e il direttore di gara fischia per 3 volte. Finisce qui la Tevere Remo con qualche problema, batte il Caprarola per 5-3, si porta a casa questi 3 punti.